Santo Lussurgiu il carnevale è una manifestazione particolarmente sentita. Quello che lo caratterizza è la tradizionale corsa a cavallo detta Sagarrele Nanti, organizzata dal comitato composta dal circolo ippico lussurgese Pro Loco e in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sagarrele Nanti è una strada sterrata in terra battuta, situata nel centro storico del paese. Le case fanno da contorno alla discesa iniziale, il tratto pianeggiante ed infine la breve salita che termina nell'uscita del paese verso Bonarcalo. Curve e strettoie segnano il percorso, dando alla corsa quella spettacolarità unica ed emozionante. Sagarrele Nanti è una delle corse equestri più importanti della Sardegna. Infatti migliaia di visitatori accorrono a Santo Lussurgiu anche per assistere alle prove nella strada principale del paese, che per l'occasione viene ricoperta di terra battuta. La strada, in discesa e tortuosa, attraversa il quartiere Biadorru nel centro storico ed è piuttosto stretta. Questo aspetto aumenta la suspense durante la corsa al galoppo dei cavalieri in maschera, da soli o in pariglie. Le pariglie offrono grande spettacolo, con le acrobatiche evoluzioni che affascinano i numerosi spettatori, i quali chiedono ospitalità nelle case oppure cercano punti privilegiati d'osservazione tra vicoli, terrazze e impervie scalette che portano più a monte. Ai margini della corsa, che parte dalla piazza principale, numerosi eventi folcloristici. Imperdibile l'esibizione dei cori locali, su un cordo del Suo Rosario, su un cordo Lussurzesu, Santa Rughe, Don Bosco e Sette Dolores. Ai visitatori e ai cavalieri, per l'occasione, vengono offerti vino, filo e verru e alcuni dolci tipici, come i scururzones, dolci con pasta di mandorle.